Tornano da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione di Sicilia 24. Uccide la moglie e si toglie la vita. L'omicidio-suicidio alla periferia di Agrigento. L'uomo, dopo aver tagliato la gola alla compagna, si è impiccato a scoprire la tragedia, il figlio maggiore della coppia. Il pusher dei VIP confessa davanti alla GIP. Lo chef Mario Di Ferro, accusato di fornire droga alla Palermo Bene, ha ammesso le sue responsabilità. Al Civico di Palermo, dopo 13 anni, torna la cardiochirurgia pediatrica grazie ad una collaborazione con la fondazione del gruppo San Donato di Milano. Cittadini e sindaci in campo per difendere i piccoli ospedali. Nasce un coordinamento regionale per sostenere i presidi sanitari periferici. Redatto un documento da inviare alla Regione. Saldi al via anche in Sicilia, un'occasione per i consumatori che vogliono risparmiare e per i commercianti che cercano di recuperare le perdite. Un vademecum per evitare brutte sorprese. 4.000 spettatori a Catania per Maluma, la Villa Bellini, ha applaudito concerto del cantante colombiano considerato il re del Latin Pop. Calcio, comincia con i test atletici, il ritiro del Palermo, il club rosanero attivissimo sul mercato, a breve l'ufficializzazione di Ceccaroni, Insigne e Mancuso e l'allenatore Corini pensa già in grande. Ancora una buona giornata da Sicilia 24, dramma della follia ad Agrigento, uccide la moglie e poi si toglie la vita, omicidio-suicidio nella popolosa frazione di Fontanelle. Sentiamo il servizio di Davide Sardo. Omicidio-suicidio ad Agrigento nella frazione di Fontanelle in via Alessio Di Giovanni 36, dove Daniele Gallo Cassarino, 47 anni, di Agrigento, avrebbe ucciso a coltellate la moglie Ilenia Bonanno, 45 anni, e poi si è impiccato in casa. La coppia ha 2 figli di 19 e 15 anni. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della squadra volanti e i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. Secondo quanto emerso sommariamente dalle prime indagini, Daniele Gallo Cassarino nel corso degli ultimi mesi avrebbe sofferto di un grave stato depressivo, tanto da licenziarsi dal lavoro da una impresa che si occupa dello smaltimento di rifiuti. La moglie ha lavorato in un negozio in via Imera per provvedere alle spese familiari. Uno dei figli ha telefonato a casa e non ha risposto nessuno. E quindi scattato l'allarme, poi la macabra scoperta. Sul posto anche il procuratore facente funzioni di Agrigento, Salvatore Vella. A quanto pare in passato i coniugi avrebbero litigato in più occasioni e alcuni vicini infatti avrebbero assistito ad interventi delle pattuglie di polizia. Ha confessato alla GIP di aver ceduto cocaina ai VIP della cosiddetta Palermo Bene, lo chef Mario Di Ferro, ai domiciliari dal 26 giugno scorso, ma la sua è una confessione parziale. Si trattava di una cortesia fra amici e non avrebbe guadagnato sulla vendita. Era lui stesso consumatore e comprava la droga per sé e per gli amici. Mario Viola. Ha ammesso, ma solo parzialmente, i fatti che la procura gli contesta. Mario Di Ferro, il gestore del ristorante palermitano di Villa Zito, accusato di aver ceduto cocaina a diversi clienti della cosiddetta Palermo Bene, tra i quali l'ex presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè. Di Ferro, ai domiciliari con l'accusa di cessione di sostanze stupefacenti, è stato sentito dal GIP di Palermo nel corso dell'interrogatorio di garanzia e ha risposto per un'ora alle domande in presenza del PM Giovanni Antoci. L'indagine che ha portato all'arresto del ristoratore coinvolge anche 3 dipendenti del locale che sarebbero stati utilizzati nell'attività di spaccio e Gioacchino e Salvatore Salamone, che secondo l'accusa avrebbero fornito allo chef la droga. Facevo uso di stupefacenti e con alcuni amici di una vita accadeva che io gli procurassi la cocaina e gliela facessi avere, poi loro mi davano i soldi che avevo speso, ma io non ho mai guadagnato un soldo, ha precisato però Di Ferro, difeso dall'avvocato Claudio Gallina Montana. L'indagato ha quindi confessato di aver consegnato la cocaina sia a Miccichè che a Giancarlo Migliorisi, ex componente dello staff dell'attuale presidente dell'Ars, mentre ha negato di aver mai dato eroina a Lello Analfino. Stavamo scherzando al telefono, ha spiegato, confermando la versione sempre fornita dall'artista. Il ristoratore ha sostenuto di aver avviato già un percorso di disintossicazione. Di Ferro era stato arrestato il 29 giugno insieme ad altre 5 persone. In precedenza aveva pendente già una prima imputazione per una singola cessione risalente ad aprile. Intanto, quasi contemporaneamente alla notizia della confessione di Di Ferro, sopraggiunge una nota dell'ex presidente dell'Ars
AS Gianfranco Miccichè, che chiarisce di essere stato ascoltato ieri come persona informata dei fatti, non essendo indagato, e di essere uscito da una porta di servizio del Tribunale, su indicazione della Procura, non per fuggire alla stampa. Adesso a Catania, dove si continua a sparare, ieri sera un pregiudicato di 46 anni si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Vecchio con alcune ferite d'arma da fuoco ad una gamba. L'uomo sarebbe stato raggiunto da 2 colpi di pistola mentre si trovava al villaggio Sant'Agata. Operazione della Guardia di Finanza in Calabria in uno dei complessi alberghieri della Costa degli Dei, sequestrati questa mattina nel Vibonese, si sarebbero svolti decine di anni fa incontri tra esponenti di Cosa Nostra siciliana e dell''Ndrangheta finalizzati all'attuazione della cosiddetta strategia stragista. Nel corso dei summit che si sarebbero tenuti dopo gli omicidi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i rappresentanti della mafia siciliana, secondo alcuni pentiti, avrebbero proposto a quelli dell''Ndrangheta di aderire alla strategia stragista portata avanti in quel periodo. E adesso voltiamo pagina, ci occupiamo di sanità. La cardiochirurgia pediatrica torna a Palermo. Sarà una partnership con San Donato di Milano. Stamattina c'è stata la presentazione a Palazzo d'Orleans a Palermo. Sentiamo Marco Gullà. Una partnership che permette alla Sicilia di compiere un passo in avanti nella sanità. Dopo 13 anni riapre all'ospedale civico di Palermo la cardiochirurgia pediatrica e delle malattie congenite. È stata realizzata in collaborazione con la fondazione del gruppo San Donato di Milano. Questa mattina la presentazione del nuovo reparto in una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans. Niente più viaggi della speranza, ha detto il presidente della regione Renato Schifani. Eviteremo così le sofferenze delle famiglie costrette a lasciare la Sicilia per far curare i figli. Nel reparto a disposizione ci sono 11 posti letto di degenza e 4 in terapia intensiva. Viene così trasferita nel capoluogo siciliano tutta la competenza sulle patologie cardiache congenite accumulata dall'IRCS Policlinico San Donato. È un momento molto importante, siamo molto felici di quello che abbiamo creato, che è già iniziato. Abbiamo iniziato a operare, quindi possiamo affermare che all'Arnas civico di Palermo esiste la cardiochirurgia del congenito pediatrica e del congenito adulto. I pazienti che in questo momento abbiamo in lista sono tutti pazienti che si sarebbero dovuti operare a Milano presso il mio centro e che hanno accettato di essere operati qua, perché ci siamo noi a garanzia della continuità, della qualità e dell'eccellenza che offriamo a Milano. Siamo assieme a lavorare con l'equipe locale e penso che questo sia una garanzia assoluta di qualità e di risultati. E i giornalisti che hanno chiesto su cosa ne sarà adesso del reparto di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, Schifani ha detto: faremo in modo che il reparto continui a lavorare. Grazie alla proroga tecnica ricevuta monitoreremo comunque l'attività del centro e insieme con il ministro Schillaci ci aggiorneremo per studiare soluzioni. Mi sento di dire, ha aggiunto Schifani, che Taormina non verrà spogliata della cardiochirurgia pediatrica dall'oggi al domani, ha concluso il presidente della regione sulla situazione sanitaria a Taormina. Intanto cittadini e sindaci scendono in campo a difesa dei piccoli ospedali. Nasce un coordinamento dei comitati spontanei e dal PD la proposta di abolire il numero chiuso per l'accesso alla facoltà di medicina. Sentiamo il servizio di Lorena Dolci. Non solo i sindaci a difesa dei piccoli ospedali, anche i cittadini scendono in campo per mantenere quei presidi sanitari periferici sempre più sguarniti di medici e lo fanno unendo forze ed energie. 7 comitati spontanei che si sono uniti nel coordinamento regionale per il diritto alla salute, da Caltagirone a Patti, da Gela a Canicattì. I medici non sono equamente distribuiti, sono andati in pensione molti medici, sia del pronto soccorso nei vari reparti, e non sono stati sostituiti, mentre nelle grosse aziende ospedaliere esistono piante organiche quasi al completo. E ci sentiamo anche penalizzati per quanto riguarda l'assistenza territoriale, che non è né omogenea né capillare. Abbiamo diminuito la mortalità, e questo non lo dico io ma lo dicono le carte, anche rispetto al fatto degli infarti, grazie all'emodinamica, alla cardiologia. In funzione di ciò non vogliamo perdere un servizio, ecco. È un ospedale di base, ma con tutti i servizi che abbiamo potrebbe essere sicuramente un ospedale di primo livello. A Gela ci sono 75.000 abitanti nella sola città di Gela, ma col comprensorio a solo 35 km di raggio arriviamo a 400.000 abitanti. E l'ospedale di Gela in questo momento dovrebbe avere 240 posti letto, in realtà ne ha 120
e i medici e infermieri, il personale tutto, è meno del 50% di quello previsto nella pianta organica del 2019. Il coordinamento ha redatto un documento con cui chiede alla classe politica la nomina in tempi rapidi di nuovi direttori generali delle ASP, la garanzia dei LEA ai livelli minimi di assistenza, l'aumento del monte ore per gli specialisti ambulatoriali, la stabilizzazione dei precari e l'istituzione dei dipartimenti interaziendali per garantire la copertura dei posti nei presidi sguarniti. Su quest'ultima battaglia anche il DDL discusso in commissione all'Arse, primo firmatario il deputato regionale e sindaco di Militello Giovanni Burtone, che propone anche una soluzione di lungo termine per la carenza di organico dei medici. Abolire il numero chiuso nella facoltà di medicina, perché mancano i medici. Percorso è un percorso lungo, 6 anni per acquisire la laurea e 5 anni di scuola di specializzazione. Sul piede di guerra anche i sindaci di 8 comuni di montagna che gravitano attorno a Bronte. I sindaci di Cesaroma, Letto, Magnace, Randazzo e Santa Domenica Vittoria protestano contro la sospensione del punto nascita dell'ospedale di Bronte e chiedono anzi il rafforzamento della struttura. Torniamo alla cronaca. 2 incidenti stradali mortali nella notte in Sicilia. Un giovane è rimasto carbonizzato nell'incendio della sua auto dopo essere finito fuori strada nel Parco della Favorita a Palermo. La vittima, 22 anni, avrebbe perso il controllo della vettura finendo contro un albero. A Taormina un turista australiano di 25 anni ha perso invece la vita nei pressi del parcheggio Lumbi. Stando ad una prima ricostruzione, il 25enne è andato a schiantarsi alla guida di uno scooter contro uno dei pilastri della galleria Paramassi. Adesso voltiamo pagina, parliamo dei saldi scattati in Sicilia anche nella giornata di oggi con nuove regole su sconti e promozioni. Confcommercio stima che quest'anno ogni famiglia spenderà in media poco più di 200 euro. Adelaide Barbagallo. Ecco, i saldi estivi sono arrivati come sempre ad inizio luglio, ma quest'anno con 2 novità. Per la prima volta sono partiti lo stesso giorno in tutte le regioni, in modo da evitare un'inutile concorrenza tra territori, e saranno inoltre applicate le nuove regole del codice del consumo. Saldi importanti per i consumatori che nelle strade dello shopping, qui siamo a Catania, cercano di cogliere l'occasione giusta per acquistare ciò che serve. La parola d'ordine è risparmiare. Risparmiare, sì, risparmiare, perché già lo stipendio è quello che è, le tasse sono quelle che sono, perciò o si risparmia o non si arriva. Se ci fosse ulteriore sconto sarebbe meglio però, perché comunque è tutto un po' rincarato. Delle borse, degli orecchini, insomma, delle cosine. Un giubbotto smanicato. Se c'è qualche cosa che mi interessa la comprerò. Allora comincio a guardare tutti i negozi, anche qualcosa per il piccolo, tutto. Acquistiamo tanto, shopping terapeutico per tutti. Poco tentati dagli sconti i turisti. Pensate di acquistare, di fare qualcosa? A dire la verità no, non ho avuto questa obiettiva oggi. Il mio obiettivo è andare a mangiare un arancino. Confesercenti, così come Confcommercio e Assoutenti, stima che quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media poco più di 200 euro. Grandi le aspettative dei negozianti. I saldi arrivano dopo una stagione abbastanza deludente, con una perdita rispetto a quello che si è fatto l'anno scorso di circa il 30%. Un dato questo che sicuramente esce fuori da 2 aspetti fondamentali: da un lato quello che è il caro vita, che ha spinto le famiglie a rivedere i budget destinati proprio all'acquisto di capi di abbigliamento piuttosto che di accessori, ma dall'altro lato sicuramente abbiamo un altro dato fondamentale, ovvero quello legato al clima, con una primavera che è stata caratterizzata con delle temperature medie molto al di sotto rispetto a quello che siamo abituati a vivere. Quanto incide anche la concorrenza di chi vende online? Assolutamente tanto. Quello dell'abbigliamento è uno dei comparti che ha subito e continua a subire una spallata molto importante. Noi su questo sicuramente chiederemo nei prossimi mesi un tavolo all'assessore regionale alle attività produttive, proprio per cercare di capire se riusciamo a trovare una soluzione che non è semplice, ma sicuramente ci dobbiamo quantomeno tentare. Dal 1 luglio è entrato in vigore il nuovo codice del consumo che modifica le norme su sconti, promozioni, liquidazioni e saldi. Le regole prevedono una maggiore trasparenza sui prezzi e sui prodotti da vendere. Scattati i saldi, le associazioni nazionali dei consumatori stimano anche un decalogo anti-bidone. Quest'anno gli sconti sono più bassi rispetto all'estate scorsa. Giusy Lazzara.
Al via i saldi estivi in Sicilia. Quest'anno gli sconti sono in risalita rispetto a quelli di gennaio, ma inferiori se riferiti alla scorsa estate. È quanto emerge dallo studio dell'Unione Nazionale Consumatori, che ha analizzato i ribassi praticati dai commercianti negli ultimi anni secondo le rilevazioni Istat. Il record della convenienza spetta all'abbigliamento, che conta una riduzione del 23,3%, rappresenta la voce più scontata. Seguono le calzature col 19,1% e fanalino di coda agli accessori con il 10,7%. L'andamento dei prezzi nell'ultimo anno ha visto un'inflazione galoppare intorno al 10-12%, anche nei settori del commercio, quindi abbigliamento, calzature, eccetera, eccetera. Quest'anno la percentuale di sconto media è intorno al 19,5%, probabilmente hanno influito l'andamento dell'inflazione, i maggiori costi di energia durante l'inverno, e quindi i commercianti devono cercare un attimo di recuperare le perdite. La vera novità degli ultimi anni però sono le vendite online, che di offerte imperdibili ne propongono tutto l'anno. Avendo dei costi bassi di magazzino e la possibilità di avere un pubblico vastissimo di vendita, permette di avere degli sconti più alti. Quello che poi spesso incide è le spese di spedizione. Tengo uno sconto maggiore, ma se c'è un problema ho più difficoltà a gestirlo e probabilmente subisco un costo maggiore nella restituzione del prodotto. Così un'occhiata ai 10 consigli anti-bidone proposti dall'Unione Nazionale Consumatori possono tornare utili. Prodotti difettosi. Conservate sempre lo scontrino, non è vero che i capi in saldo non si possono cambiare. Valgono le regole di sempre. Il negoziante è obbligato a sostituire l'articolo difettoso e non è più necessario denunciare il difetto al venditore entro 2 mesi dalla sua scoperta. Nuove regole sugli sconti, ma diffidate sempre di quelli esagerati. La novità è che il venditore è tenuto a indicare anche il prezzo precedente, ossia quello più basso applicato nei 30 giorni precedenti i saldi. No ai fondi di magazzino, le vendite devono essere realmente di fine stagione. Pagare un prezzo alto non implica che sia un prodotto di qualità. Negozi e vetrine, controllate il prezzo e non acquistate nei negozi che non espongono il cartellino. Ma il consiglio è di diffidare di quei negozianti che non vi vogliono far provare i cavi di abbigliamento o che per farveli provare vi chiedono un anticipo. Datevi un budget, stabilite una cifra massima da spendere e obbligatevi a rispettarla. Di saldi estivi continueremo a parlare nel corso del nostro Focus TG Sicilia 24 a partire dalle 14.30, perché in studio con Eva Spampinato ci sarà Salvo Politino, che è il presidente di Asso Esercenti Sicilia, e si darà voce anche ai consumatori e ai consigli antitruffa con Mario Interisano, presidente Unione Nazionale Consumatore. Potete inviare un messaggio al 342 745 5005, la trasmissione, lo ricordiamo, anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Ci fermiamo, adesso c'è una breve sosta, poi altre notizie e ci sarà anche spazio per lo spettacolo. Eccoci, siamo di nuovo in studio, andiamo alle agenzie. Incompatibile con la Costituzione il continuo rinvio da parte del legislatore siciliano delle elezioni dei consigli metropolitani e dei presidenti dei liberi consorzi comunali che in Sicilia sostituiscono le province. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza numero 136 che è stata depositata oggi, con la quale in accoglimento del ricorso del governo è stato tra l'altro anche dichiarata illegittima la norma della legge regionale la numero 16 del 2022 che rinviava di un ulteriore anno le elezioni di tali organi. La Corte ha osservato anche che la norma dichiarata incostituzionale era l'ultimo anello di una catena di rinvii che dal 2015 ad oggi hanno continuamente posposto lo svolgimento di queste elezioni. E adesso siamo alla musica, agli spettacoli. Oltre 4.000 fan hanno accolto la star colombiana Maluma a Catania. 3 ore di concerto tra canti, balli e anche tanti effetti di luci per l'ennesimo appuntamento alla Villa Bellini con il Summer Fest. Roberta Lunghi. Sé que te va bien, pero no te quiere como yo. Wow, un applauso para ustedes, Nico, ven. Puede que no te haga falta nada.
Uno scambio di emozioni con il canto che dal palco diventa un coro dei fan in visibilio e il movimento del corpo e dei telefonini illuminati sono specchio della gioia che la musica sa scatenare. È stato così il concerto di Maluma a Catania, in una villa Bellini che scoppiava di presenze. La star colombiana, intenzionata a prendersi lo scettro di re del Latin Pop, era attesissimo dagli oltre 4.000 giovani che sin dalle prime ore del pomeriggio hanno presidiato l'ingresso di Villa Bellini per un posto in prima fila nell'ennesimo appuntamento del Catania Summer Fest. E lui non ha deluso le aspettative. L'autore di The Love and the Sex Tape, candidato anche come Best Urban Album agli scorsi Grammy Awards, 25 milioni di follower su Facebook e 62 milioni su Instagram, e con una hit come Away che già nel 2020 aveva fatto comprendere le sue potenzialità superando con il video su YouTube 1 miliardo di visualizzazioni, è stato generoso sul palco per un concerto che ha regalato 3 ore di musica. Ad aprire il live, oltre alla cantante idolo di Malta Emma Muscat, anche il DJ e producer catanese Ninian Geni. L'atmosfera che si respira è bellissima e ovviamente, come ogni volta, esibirmi nella mia città dopo tanti successi è davvero qualcosa di unico e fantastico. È stato uno show ricco di effetti speciali, fuochi, coriandoli, giochi di luce dinamici e maxi LED wall di 12 metri su un palco immenso animato anche da un corpo di ballo. Conoscevano tutte le sue canzoni, fan giunti da ogni parte dell'isola, Coco Loco, Corazon e alcune delle sue hit storiche che lo hanno visto collaborare con Ricky Martin e Shakira. E questi canti all'unisono sono stati il viatico per l'ennesima condivisione di una notte catanese che sembrava non volesse mai finire. Grazie mille Catania, grazie mille. Una breve sosta adesso e poi la pagina sportiva con il calcio e le ambizioni di Corini per la prossima stagione del Palermo in Serie B. Siamo alla pagina sportiva, campo e mercato. Il Palermo ha già avviato la sua stagione con i primi test atletici a Veronello. Il mercato è in fermento per il club rosanero. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati altri 3 acquisti. Sentiamo Marco Gullà. Il ritiro in Trentino inizierà il 9 luglio, ma il Palermo già da ieri sta scaldando i motori a Verona. Si inizia a sudare per una stagione che, stando alle dichiarazioni dei vertici del City Group, dovrà essere da protagonista. Prime parole intanto per il tecnico rosanero Eugenio Corini, che da Veronello lancia il guanto di sfida in vista del campionato, che inizierà ad agosto. L'obiettivo fondamentale è vestire dei colori, una maglia molto importante che pesa ma che ti può dare grande forza, energia, e dunque ci stiamo preparando al meglio già da oggi per far sì che la nostra stagione sia piena di soddisfazioni per noi e per i nostri tifosi. Il direttore Gardini nell'intervista e nel bilancio di fine anno ha parlato chiaro di quello che è stata la stagione scorsa, di quelli che saranno gli obiettivi per questa che andremo ad affrontare, con una linea molto chiara che rispecchia le ambizioni della città, della nostra tifoseria, e dunque sappiamo bene dove vogliamo arrivare. Attraverso il lavoro daremo il meglio per far sì che questo possa accadere. Mercato rosanero scatenati, ufficiale anche Vasic da ieri. 3 i colpi che il Palermo ufficializzerà nei prossimi giorni. A breve sarà la volta di Ceccaroni e Mancuso. I 2 calciatori hanno già svolto le visite mediche. Poi sarà la volta di Roberto Insigne. Il calciatore napoletano, infatti, sarebbe vicinissimo alla firma. Questione di dettagli e poi anche lui sarà ufficializzato. Sempre vivo l'interesse per una mezzala. Si puntano Valoti del Monza e Collocolo dell'Ascoli. Il calciatore piace al Palermo, che aveva manifestato la volontà di portarlo in Viale del Fante. Ci fermiamo qui almeno per il momento con l'informazione su Telecolor. Fra poco però l'approfondimento di oggi con Eva Spampinato, si parlerà dei saldi estivi. Grazie ancora per essere stati con noi, a tutti il buon pomeriggio.